Quello del 25 maggio sarà il battesimo europeo per il nuovo centrodestra, consapevole della sfida che si giocherà alle urne con un voto che, spiegano i vertici dell'NCD, potrà avere ripercussioni anche a livello nazionale. Sono elezioni che hanno un alto significato politico perché riguardano il futuro dell'Europa, che sarà molto influente rispetto al futuro dell'Italia e quindi avranno un rilievo per la vita di ciascuno di noi ogni giorno. Per il nuovo centrodestra è necessario rimanere in Europa, un'Europa però che secondo il partito di Alfano va rivista. L'Europa è una dimensione imprescindibile. Noi non possiamo pensare di competere con la Cina, il Brasile, l'India, rimanendo nei confini dello Stato nazionale. D'altra parte l'Europa non funziona, quindi abbiamo un grande compito, quello di salvare il bambino e buttare tanta acqua sporca. Elezioni epocali, le definisce il candidato all'Europarlamento Antonio Cancian. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una istituzione europea, non questa, ma una istituzione che ci rappresenti in un contesto globale. E questo è il primo punto. Una politica europea che pensi anche alle necessità dell'Italia e del Veneto, che vede nelle partite IVA e negli artigiani parte fondamentale della sua economia. Partite IVA, commercianti, agricoltori, noi vogliamo fare qualcosa di molto concreto. Su questo decreto IRPEF non è un caso che abbiamo presentato una proposta affinché un emendamento e ci metteremo la faccia affinché il vantaggio che viene dato ai lavoratori dipendenti sia esteso anche ai lavoratori autonomi. Nella corsa europea il nuovo centrodestra sta percorrendo un'unica strada, quella dell'aggregazione, che si rifà al Partito Popolare Europeo. Noi siamo partiti con un'aggregazione e con un disegno che è ambizioso. Vorremmo cercare attorno a questo disegno tutto ciò che riguarda il Partito Popolare, il popolarismo europeo.